Terribile minaccia a una madre 25enne, chiede 5.000 euro per non sfregiare il figlio 13enne della donna con l'acido, l'uomo arrestato per estorsione dai carabinieri di Padova. Presunte bustarelle per saltare liste d'attesa, nei guai 2 ginecologi in servizio all'ospedale di Padova, i medici sospesi dal direttore sanitario mentre la procura apre un'inchiesta. Tragica escursione in montagna nel Vicentino, 44enne moldava residente nel Veronese scivola su un canalone e muore mentre si trovava con un amico, vani i soccorsi. Hanno truffato e derubato numerosi anziani nel Veneziano e in altre province non solo del Veneto, coppia di napoletani bloccata dai carabinieri, l'inchiesta è partita da Mira. Sorpassi e controsorpassi a 200 all'ora tra 4 e passante, 2 automobilisti bloccati a Martellago dopo una corsa folle partita nel Vicentino. Shock nella Marca per la fine di una 34enne di Preganziol, morta dopo 7 anni di battaglia contro il tumore al seno, l'ennesima giovane vita spezzata dal male. Chi riceve una multa per eccesso di velocità deve confessarsi perché mette in pericolo la sua vita e quella degli altri. A invitare i propri cittadini e parrocchiani a fare ammenda è il parroco di Bibione. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre, come avete visto e sentito dai titoli, con la cronaca di una odissea di paura vissuta da una madre nel Padovano, una madre che si è vista minacciare di gettare dell'acido in faccia al figlio 13enne se non avesse pagato il suo estorsore con 5.000 euro. Una terribile vicenda che fortunatamente si è conclusa con l'arresto di quest'uomo, ma ci racconta tutto in diretta telefonica per noi Federico Fusetti da Padova. Federico. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, come dicevi, la vicenda si è conclusa con l'arresto di un 25enne di origini campane, sono intervenuti i carabinieri, parliamo della Bassa Padovana come zona, e quello che è accaduto è che una donna che vive con il figlio 13enne si è vista recapitare una lettera, l'ha trovata nella cassetta postale e si intimava di pagare 5.000 euro con delle minacce abbastanza velate. Poi la donna, convinta che la lettera fosse stata recapitata da una persona che conosceva, ha risposto a sua volta con una lettera dicendo so chi sei, non disturbarmi più. E in realtà poi è arrivata una seconda lettera, questa volta oltre alla richiesta dei 5.000 euro da consegnare è arrivata anche la minaccia diretta al figlio, cioè sono pronto a sfregiare con l'acido il volto di tuo figlio, appunto. A questo punto la donna ovviamente in preda alla paura si è rivolta ai carabinieri della compagnia di Este, che si sono appostati vicino alla sua abitazione, hanno comunque sistemato nella cassetta delle lettere una busta che sembrava potesse contenere dei soldi, e sono usciti allo scoperto quando si è avvicinato e ha preso la busta questo napoletano 25enne che ora è accusato di estorsione. Aveva cercato anche di scrivere la lettera con degli errori italiani, degli errori in italiano proprio per far credere che fosse uno straniero magari ad averla scritta. L'uomo ha praticamente confessato di aver scelto a caso la sua vittima, di averla seguita per qualche giorno e che aveva bisogno di denaro. Questa è un po' la motivazione. Ora, come dicevamo, è stato arrestato per estorsione ed è in carcere a Rovigo. Per il momento è tutto, a te la linea Nicola. Grazie Federico Fusetti per questa incredibile vicenda che ci hai raccontato, e restiamo a Padova però, perché nell'ospedale di Padova c'è il terremoto in queste ore, in queste ultime 48 ore, con lo scandalo di presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa, e sono finiti nei guai 2 ginecologi dell'ospedale della Città del Santo, medici che sono stati sospesi dal direttore sanitario mentre la procura ha aperto un'inchiesta. Chiedo qualcosa a lei e cambio di fare qualcosa. Cioè, che vuol dire? No, nel senso di farlo entrare nelle vacanze, capito? Presunte bustarelle per saltare le liste d'attesa, scoppia lo scandalo all'ospedale di Padova. La bufera ha travolto questa volta il professor Pietro Litta, luminare della ginecologia, che avrebbe proposto il pagamento di 2.000 euro per svolgere in tempi rapidi un intervento di chiusura delle tube. Il colloquio, avvenuto con una giornalista Rai che si è finta paziente, è stato registrato dalle telecamere nascoste. L'incontro si è svolto durante la visita in una struttura privata. Il professore conferma che con il Servizio Sanitario Nazionale l'intervento sarebbe gratuito, ma i tempi sono lunghi. Privatamente costerebbe fino a 8.000 euro, poi aggiunge.
Cioè perché lei dice forse si potrebbe trovare un modo per farlo adesso? Però si riesce a dare un po' di soldi, cioè bisogna che ci mettiamo un tradimento. Mi dica lei. Io un paio di 2000 a lei direttamente? Sì. E poi ci pensiamo, e così riusciamo a farla prima? Facciamo tra tardi. Che questa è concussione? In ospedale. Questa è concussione. Nell'occhio del ciclone anche la ginecologa Alessandra Andrisani, a capo del centro di procreazione assistita, che avrebbe proposto uno sconto alla paziente se rinunciava alla fattura. La procura vuole vederci chiaro, si profila dunque una triplice inchiesta interna all'ospedale, disciplinare e giudiziaria. Entro domani il governatore Luca Zaia presenterà alla magistratura un esposto denuncia, ma si stanno muovendo anche aziende ospedaliere e università. In queste ore il direttore generale Flora avrebbe firmato il provvedimento di sospensione dei 2 medici e dovrebbe incontrare il rettore Rizzuto e la procura apre un'indagine. Allora l'ennesima tragedia in montagna che si è consumata ieri sul Monte Plische, gruppo del Carega, nei pressi della Croce. Siamo nel Vicentino, dove ha perso la vita Ludmila Drogozov, 44enne escursionista di nazionalità moldava, residente a Soave nel Veronese. La donna che praticava corsa in montagna è scivolata cadendo in un canalone. A dare l'allarme un amico con cui era uscita, i due erano saliti in quota per praticare l'attività di cui entrambi erano appassionati, la corsa in montagna, indossavano un abbigliamento leggero tipico di questo sport. Pare che l'area fosse avvolta dalla fitta nebbia, circostanza che avrebbe favorito il tragico epilogo dell'escursione in quota. La donna è scivolata improvvisamente in un canalone scomparendo nella nebbia. L'amico ha cercato di raggiungere la donna, ha perso le tracce di sentiero, a sua volta si è perso, è stato poi trovato in stato di ipotermia dal soccorso alpino, che ha recuperato poi anche il corpo della donna. E sempre ieri è stata sfiorata una tragedia simile sul Grappa nel Trevigiano. Un 69enne è ruzzolato per una 60ina di metri, fortunatamente è salvo. È scivolato affrontando un ripido pendio, ruzzolando per una 60ina di metri. Un 69enne di Altivola è stato ricoverato ieri d'urgenza all'ospedale di Treviso dopo la rovinosa caduta in zona Malga Valveccia, Cimagrappa, nel territorio comunale di Paderno. Erano circa le 9 di ieri mattina quando è scattato l'allarme ai soccorritori. Il 69enne, alle prese con un'escursione, è stato tradito dalla neve ghiacciata. L'incidente a est del rifugio Bassano. Nel frattempo sono intervenuti gli stessi amici con cui stava passeggiando, alcuni dei quali volontari dell'associazione Alpini. Sul posto i sanitari del SUEM di Crespano e una squadra del soccorso alpino della Pedemontana del Grappa. Per il 69enne traumi alla testa, al volto e alla schiena. In zona c'era una fitta nebbia, impossibile far avvicinare l'elicottero di Treviso Emergenza. È stato quindi necessario imbarellare il ferito e sollevarlo fino a riportarlo dove l'ambulanza potesse raggiungerlo. Con il mezzo il 69enne è stato poi accompagnato all'elicottero e trasportato in condizioni serie al Cafoncello. Nel veneziano ora per una operazione dei carabinieri che hanno bloccato l'attività fraudolenta di 2 truffatori seriali. Allora Tommaso Stoppa ci racconta tutto. Tommaso. Sì, buongiorno, è un'indagine di scala nazionale, quella dei carabinieri di Venezia, che ha portato all'arresto di 2 truffatori seriali specializzati in truffe agli anziani. Si tratta di 2 napoletani, Massimo Pace di 42 anni e Edoardo Mazzucchiello di 51, responsabili appunto di una serie di truffe che avvenivano tutte nello stesso modo, come il primo episodio, quello da cui è scattata l'indagine, che risale all'aprile 2016 a Mira. C'era un 86enne anziano che è stato chiamato al telefono da chi si qualificava come un assicuratore, ma tale non era, raccontando che il figlio di questo anziano era stato coinvolto in un incidente come responsabile, quindi che servivano dei soldi per avviare delle pratiche assicurative per evitare che venisse arrestato. Un copione che si è ripetuto diverse volte in varie zone d'Italia. Qualcuno di questi anziani è riuscito a capire che c'era qualcosa che non andava a chiamare i carabinieri. Da lì è partita una lunga indagine che ha portato prima all'arresto di uno di questi 2 delinquenti, Massimo Pace, mentre per quanto riguarda Mazzucchiello, che è stato latitante a lungo in Spagna, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo soltanto negli ultimi giorni. Questo è quanto da Venezia, ulteriori aggiornamenti durante le prossime edizioni dei nostri telegiornali.
Grazie anche a Tommaso Stoppa. Restiamo nel veneziano perché nel veneziano si è conclusa a Martellago una folle corsa iniziata nel pomeriggio di ieri nel Vicentino, una fuga fatta di sorpassi e controsorpassi come se fosse una sorta di gara. Questo è ancora da specificare. Di certo una corsa molto pericolosa tra tangenziale e passante. Vediamo. Sfrecciavano fra le auto sorpassando a folle velocità una domenica di paura in autostrada. 2 le macchine che percorrevano la A4 ad oltre 200 km/h nel territorio vicentino. A lanciare l'allarme altri automobilisti che hanno subito allertato la polizia stradale. I 2 automobilisti sorpassavano a destra e a sinistra come se la strada fosse una pista di gara. La polizia ha diramato in pochissimo tempo l'allerta anche ai colleghi delle province limitrofe. Le 2 macchine hanno continuato la pericolosissima corsa in direzione Trieste, imboccando il passante di Mestre. Ad attendere i 2 automobilisti 3 pattuglie della polizia stradale, ma le 2 macchine invece di rallentare e fermarsi hanno continuato la strada. È iniziato così un inseguimento che è terminato solo in località Martellago quando la polizia è riuscita a bloccarli, fortunatamente senza che nessuno si facesse male. I conducenti delle 2 auto poste sotto sequestro hanno subito il ritiro della patente e dovranno pagare fior di multe. Ancora non è chiaro il motivo della folle corsa che ha messo in pericolo altri automobilisti. Gli accertamenti sono al vaglio della polizia stradale. Sempre dal veneziano, con l'intervento che ieri mattina ha visto i vigili del fuoco a Favaro Veneto per l'incendio di una baracca adibita a ricovero attrezzi agricoli, un intervento reso ancora più difficile dal fatto che all'interno di questa baracca c'era una bombola di GPL. Fortunatamente le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un'ora con la messa in sicurezza della bombola, spento subito l'incendio da parte dei vigili del fuoco che hanno così scongiurato conseguenze ben peggiori, e le cause di questo incendio sono al vaglio della polizia giudiziaria e degli stessi vigili del fuoco. Vigili del fuoco ancora al lavoro, ma stavolta nel Padovano per un principio di incendio che ha colpito il tetto di una barchessa. L'intervento dei vigili del fuoco è riuscito a limitare i danni, ma a Bresseo di Teolo si sono vissute ore di apprensione per la sorte della seicentesca Villa Cavalli Lugli, colpita da un incendio divampato sul tetto della barchessa. L'allarme è stato lanciato domenica mattina dal custode della villa. I pompieri hanno spento le teste delle travi interessati dalla combustione, scoperchiando parte del tetto di cui è andata distrutta una decina di metri quadri. Le cause, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sembra quasi purtroppo un bollettino di guerra ormai, con tante vittime sempre più giovani. Parliamo di giovani vite spezzate dal cancro, dal tumore. L'ultimo caso nel Trevigiano, uno shock a Preganziol per la morte di una 34enne che ha lottato davvero per 7 anni contro un tumore al seno. Oggi i funerali. Una forza e una determinazione che non sono bastate ad Elena Zora per sconfiggere quel male che 7 anni fa era entrato nella sua vita. Lei, 34 anni, studentessa universitaria, anche di fronte alla diagnosi di tumore al seno non si era battuta e aveva iniziato a lottare tra interventi e terapie. Inizialmente la prognosi sembrava buona, anche i medici speravano che la malattia fosse in regressione e che il peggio fosse alle spalle. Poi, purtroppo, negli ultimi mesi il cancro è tornato in tutta la sua aggressività e venerdì Elena si è spenta. Inconsolabile il dolore per i genitori e il fratello della 34enne che le sono stati accanto durante questo lungo percorso fino agli ultimi giorni. Oggi l'ultimo saluto a Preganziol, dove Elena viveva e dove verrà salutata dalle tante persone che hanno conosciuto questa ragazza dal sorriso radioso e dal grande coraggio. Torniamo a Venezia ora perché, come avevamo raccontato sabato, è stata una giornata di caos dopo che c'era stato questo incidente con l'elica di un'imbarcazione che aveva di fatto tranciato un tubo dell'acquedotto lasciando mezza Venezia senza acqua. Allora gli aggiornamenti ce li dice Anna Maria Parisi proprio da Venezia. Anna Maria. È stato riparato il tubo rotto e ripristinata la normale fornitura di acqua a Venezia per oltre 1 migliaio di famiglie per mettere a norma la conduttura rotta venerdì sera scorso da una grossa imbarcazione adibita a trasporto merci, intervenuto niente meno che un team di oltre 10 persone, tra persone e mezzi, cioè i tecnici della Veritas, con un paio di sub, oltre ad altrettante imbarcazioni, pure una benna meccanica, tutti
al lavoro incessantemente da sabato mattina presto e fino alle 19 di ieri, ora in cui le famiglie di Castello, San Marco e Canareggio e anche dell'Arsenale hanno finalmente potuto rivedere scorrere l'acqua corrente nelle proprie abitazioni. Per la tubatura rotta i disagi maggiori sono stati vissuti in particolare dalle famiglie di Sant'Elena, con problemi non indifferenti, visto che molte si sono viste costrette in casa con solo un rigagnolo d'acqua a causa dell'abbassamento della pressione necessario, lo ricordiamo, per procedere con la riparazione. Fortunatamente con la conclusione dell'intervento di riparazione l'erogazione dell'acqua, come detto, è risultata regolare. E da Venezia è tutto e restituisco la linea. Grazie Anna Maria Parisi, passiamo da un disservizio che fortunatamente ha trovato una soluzione a un altro disservizio denunciato invece da una nostra telespettatrice. Parliamo quindi anche del nostro rubrica, il nostro servizio Lo dico ad antenna, per segnalare ciò che non va. Ebbene, parliamo di sanità e parliamo di una donna trevigiana che ci ha contattato perché è rimasta 9 ore al pronto soccorso di Castelfranco per una lussazione. Un incidente fortunatamente non grave, ma tale da doversi recare al pronto soccorso. Così per la signora Anna è iniziata una vera odissea. È accaduto nell'ospedale di Castelfranco. Mi sono recata al pronto soccorso di Castelfranco e da mezzogiorno e mezzo che sono arrivata, praticamente all'1:30 avevo già fatto i raggi con il referto in mano e tutto. Però dall'1:30 a quando il medico mi ha dimesso dal pronto soccorso sono passate diverse ore, ma diverse ore non vuol dire un paio d'ore, vuol dire che mi hanno dimesso alle 8:30 di sera. 9 ore in attesa, non quindi per poter ricevere le cure, ma per ottenere la firma del medico e poter andare via. Così la signora Anna, che ci spiega una situazione che si ripete sempre in questo pronto soccorso, ha preso il telefono ed ha chiamato Lo dico ad antenna. La cosa che mi ha dato più fastidio è proprio stata questa, che c'erano persone anziane che stavano male, c'era un ragazzo con delle coliche renali, un signore che si era tagliato una gamba e siamo stati tutti là, cioè non c'è un modo per accelerare. Un solo medico, dice la signora, che probabilmente non riesce a stare dietro alle tante persone che ogni giorno transitano nel pronto soccorso castellano. Tutto il personale infermieristico tiene a precisare davvero gentile, ma l'attesa è snervante. A volte non ci sono nemmeno le sedie per potersi sedere. Non è una cosa accaduta una sola volta. Ieri che un collega di mio marito si è fatto male, sono rimasti tutta una giornata in pronto soccorso per un taglio, cioè ci deve essere qualcosa che non va, cioè se io da quello che ho capito c'è un medico solo in pronto soccorso, però voglio dire, è possibile che ci sia un medico soltanto, cioè ci deve essere qualcos'altro che non va. E allora vi ricordo, lo dico ad antenna, se volete segnalare disservizi e problemi, redazione @antenne3.it, la mail per scriverci 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria, oppure 351 175 5340 per sms e WhatsApp, se volete anche visualizzare con un video, con delle foto, qual è il problema. Noi cercheremo di risolverlo, ovviamente cercheremo anche di chiedere all'ULSS il perché di quella situazione all'ospedale di Castelfranco. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi andremo a Bibbione. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Chi riceve una multa per eccesso di velocità deve confessarsi perché mette in pericolo la sua vita e quella altrui. A invitare i propri parrocchiani a fare a meno dei propri peccati automobilistici è Don Andrea Vena, sacerdote della parrocchia di Santa Maria Assunta di Bibbione. Da oggi in città sono stati installati 2 nuovi autovelox fissi lungo la strada regionale 74, il limite di 90 km all'ora, ma spesso gli automobilisti, approfittando del rettilineo, vengono sorpresi anche a 200 km all'ora, come è accaduto qualche giorno fa. Allora Don Vena ha colto l'occasione per porgere ai fedeli del bollettino parrocchiale un invito perentorio. Visto che mi sto rivolgendo ai cristiani della comunità, sottolinea nel bollettino, faccio presente che violare il codice della strada, mettendo spesso in pericolo la propria e l'altrui vita, è comunque un peccato di cui confessarsi. Il sacerdote sostiene di aver voluto pubblicare la notizia nel bollettino parrocchiale con sincero spirito collaborativo nei riguardi della polizia locale, che chiede la massima diffusione, lasciando poi a ciascuno la responsabilità personale. Dunque davvero singolare questo invito del parroco Don Andrea Vena a Bibbione.
Adesso andiamo a Venezia, perché sappiamo, è stato presentato il Carnevale 2018, tante novità, tante feste sull'acqua, il ritorno dei giochi circensi, ma anche una novità, un ritorno, perché Venezia rivivrà, un pezzo di Venezia rivivrà per la prima volta durante questo Carnevale, ovvero una vera e propria disfida a mani nude. Vediamo. Quest'anno a San Marco andiamo a promuovere invece un grande recupero, che è quello dell'arte della battaglia tra Nicolotti e Castellani. Venezia era divisa in due fazioni, Nicolotti e Castellani, che si distinguevano dalle barete, nere per i Nicolotti e rosse per i Castellani, e che si scontravano nel famosissimo Ponte dei Pugni. La storica disfida rivivrà quest'anno in una rievocazione durante il Carnevale per iniziativa del consigliere delegato alle tradizioni Giovanni Giusto. Il Teatro della Battaglia non sarà però il vero Ponte dei Pugni, tuttora percorso da milioni di inconsapevoli turisti, ma una sua ricostruzione nell'arena appositamente predisposta in piazza San Marco. Sarà una lotta quasi per nulla finta, quindi anticipo che ci saranno sicuramente eccezionalmente delle occasioni apprezzabilissime attraverso dei personaggi che professionalmente lo fanno. Tra le altre prime assolute del Carnevale 2018, la regata competitiva delle donne sui gondolini, imbarcazione che la tradizione vuole esclusivamente maschile. Una mossa di rottura che ha fatto insorgere qualche storico campione del remo, indignato per il presunto sacrilegio. A Carnevale ogni scherzo vale, ribatte Giusto, e dissacrare fa parte del gioco. Lo scopo resta quello di promuovere la voga. Abbiamo stimolato, l'interesse con la provocazione. Sono le donne che corrono su gondolini privati, non del Comune di Venezia, proprio per esaltare e dare più enfasi a questa che sarà sicuramente una grande attrazione. Siamo in chiusura, vi ricordo gli appuntamenti con la programmazione. Subito dopo di noi, tra pochissimo, ore 13, argomento scottante, canone Rai è da abolire e come funziona la TV di Stato. Ospiti di Daniela Gregnagnin sono Fabrizio Boron, consigliere regionale della Lega, il professor Alberto Mazzonetto dello IUAV e Roger De Menec del Partito Democratico. Questa sera poi 20 e 10, importante appuntamento, parliamo di elezioni comunali a Cassugana, ci sarà ospiti di Ferdinando Avarino Mario Conte, che è stato fresco di investitura come candidato del centrodestra per Treviso dopo l'accordo con Forza Italia, e con lui ci sarà Paolo Calia, giornalista del Gazzettino, e poi a seguire ci sarà Ring, che torna come ogni lunedì dalle 21:15, il talk show che mette la politica alle corde, tanti i temi ovviamente sul piatto, e ci saranno Jacopo Berti, Movimento 5 Stelle, Dimitri Coin della Lega Nord, Laura Puppato del Partito Democratico ed Enrico Zanetti di Noi con l'Italia. Appuntamento da non perdere dunque con Ring dalle 21:15. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati a un nuovo aggiornamento meteo. Inizio di settimana all'insegna del tempo stabile e anche soleggiato sulle nostre regioni. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 15 gennaio. Sul Veneto condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, sarà anche ampiamente soleggiato su tutti i settori, dove il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque. Le temperature risulteranno essere in lieve calo, con le massime comprese tra 3 e 6 gradi, valori minimi tra -2 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione sarà una bellissima giornata all'insegna del sole, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutti i settori. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, valori minimi tra -1 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Tempo asciutto e stabile, con locali foschie, nebbie e nubi basse sul Trentino, specie nella prima parte della giornata. Soleggiato altrove, con cielo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno previste intorno ai 4 gradi, valori minimi intorno allo 0. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati settentrionali. Dal meteo è tutto, arrivederci!
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.